Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Dalle bollette del gas ai prodotti alimentari già al via gli aumenti del 2024. In controtendenza c'è chi aspetta i saldi che partiranno domani. Ancora in base dalla spazzatura alle strade di Palermo, il sindaco La Galla avverte: se il problema non si risolve privatizzo il servizio. Gli azzurri attaccano Fratelli d'Italia per i costi del concerto di Elodie, 450.000 euro. La Commissione europea, Palermo, ultima in classifica per vivibilità. Corre la metro a Catania. A marzo le nuove stazioni di Fontana e Montepo, traguardo importante per collegare la città con Misterbianco e Paternò. Nel 2026 da Sesicoro si arriverà in aeroporto. Per l'acqua inquinata a Trapani, colpito da un'infezione un bimbo che aveva appena lavato i denti. Non è ancora chiara l'origine del problema. Carceri, 50 detenuti in rivolta ad Agrigento, proteste anche a Trapani, Augusta e in altri penitenziari. Troppi 7.000 detenuti in Sicilia per edifici inadeguati e personale insufficiente. Il suono delle zampogne, calze e regali oggi per i piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Catania. Una scommessa riuscita, il maestro Musumeci conferma al TG Sicilia la soddisfazione per il successo della sua sinfonia inedita nel concerto di Capodanno al Massimo Bellini di Catania. Calcio, Catania e Crotone senza tifosi. Il settore ospiti dello Scida è inagibile. Sul mercato, dopo gli ingaggi di Welbeck e Cicirelli, la dirigenza rossazzurra lavora ad altri acquisti. Bentrovati, il nuovo anno porta con sé una valanga di rincari, dalle bollette del gas ai prodotti alimentari. I consumatori sono stanchi ma anche rassegnati. E intanto c'è chi aspetta i saldi che partiranno domani. Francesco Aloi. Tutto costa di più, ovviamente. Penso proprio di sì. La vita costa molto di più, su questo non c'è dubbio. Anno nuovo, nuovi rincari. Se da un lato il costo del gas diminuisce, dall'altro aumenta. Nel 2022, con il prezzo schizzato da 1 a 3 euro al metro cubo, il governo aveva ridotto l'IVA al 5%. Adesso per Palazzo Chigi la fase di emergenza è finita. Così si torna all'aliquota ordinaria che va dal 10 al 22%. Tradotto significa aumenti. Una bella batosta, sì. Non lo so, siamo proprio nei guai. Con una pensione non ce la facciamo, purtroppo. Dobbiamo evitare alcune cose per pagare le tasse. Il Capodanno quindi ha traghettato il caro prezzi. Il trimestre antinflazione è finito, così nei supermercati tutto costa di più. Si cerca di comprare quello che serve. Purtroppo è questa, non ci possiamo fare niente. Costerà di più anche viaggiare in auto con il pedaggio che lievita, ma a salire sono anche le tariffe dei gestori telefonici e l'RC auto. Secondo il Codacons nel 2024 ci vorranno quasi 1.000 euro in più a famiglia rispetto all'anno appena passato. Adesso comunque c'è chi aspetta i saldi. Perché a prezzo pieno non si riesce più a comprare. Tra i tanti rincari c'è poco da fare se non mettere mano al portafoglio. Palermo ultima in classifica per vivibilità. La prima città europea è Zurigo. Nonostante cultura e arte, le classifiche inchiodano ancora il capoluogo siciliano. I turisti, città meravigliosa, ma decisamente sporca. Marco Gullà. Palermo sarà anche una bellissima città, ma le classifiche continuano ad essere impietose nei confronti del capoluogo siciliano. Dopo l'annuale classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, che ancora una volta ha messo Palermo e quasi tutta la Sicilia in fondo alla graduatoria, adesso arriva il rapporto sulla qualità della vita nelle città europee 2023, realizzato dalla Commissione europea, che piazza Palermo all'ultimo posto sulla base delle risposte dei cittadini. Abbiamo fatto un giro nel cuore della città e abbiamo anche chiesto a diversi turisti se veramente hanno questa percezione di invivibilità. L'ho trovata molto sporca, quello sicuramente. Vivibile
subito un po' di paura quando sono arrivata, perché è come un po' Napoli, poi però ti ambienti, capisci, poi noi siamo in centro storico a dormire, perciò abbiamo tutto vicino, riusciamo a vedere tutto bene. Bisognerebbe vedere tutte le altre, però la città è molto bella, è un po' sporca. Appunto sporca, probabilmente ad incidere su questo ultimo gradino per Palermo c'è la questione rifiuti, un'emergenza atavica. Lo hanno percepito anche i turisti che la città la vivono solo per qualche giorno. Continua il botte e risposta intanto tra la RAP e il sindaco La Galla, che sull'emergenza infinita della spazzatura ha detto soluzioni definitive entro l'estate o cambio tutto. Un vero e proprio out-out per la RAP. Nel frattempo i cittadini non possono che sperare e magari pregare che questa emergenza possa finire il prima possibile. E sempre a Palermo c'è tensione nella maggioranza di centrodestra. Le polemiche dopo il concerto di Capodanno, costato 450.000 euro. E queste polemiche danno vita a uno scontro fra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il capogruppo degli Azzurri al Comune chiede l'accesso agli atti e attacca l'assessore comunale Cannella. Manlio Viola. Chi ben comincia è a metà dell'opera, dice un vecchio adagio, ma così non sembra essere andata a Palermo all'inizio del 2024. Il concerto di Elodie, venuta a cantare per salutare il nuovo anno, continua ad agitare la politica cittadina, rischiando di portare lo scontro nella maggioranza a un livello superiore. Ma andiamo per ordine. Tutto inizia dalle difficoltà tecniche durante il concerto, avvertite anche dall'artista più di una volta chiaramente spazientita sul palco, e continua con la mancata trasmissione in diretta TV dello stesso concerto, nonostante la piazza fosse a numero chiuso e non abbia ospitato neanche 10.000 persone. Un concerto costato alla città poco più di 450.000 euro, 158.000 dei quali andati all'artista, ma senza acquistare i diritti di trasmissione, dunque dando vita ad uno spettacolo per pochi, dice la polemica. Lo scontro politico, dopo le polemiche di strada, nasce quando il consigliere Inzerillo di Forza Italia, uomo dell'assessore regionale azzurro e campione di voti Edita Maio, chiede l'accesso agli atti, attaccando l'assessore di Fratelli d'Italia Giampiero Cannella. Che fra Forza Italia e Fratelli d'Italia in Sicilia ci sia tensione è chiaro da tempo, ma l'attacco diretto è una novità. Tanto che per evitare conseguenze anche in vista delle elezioni europee di giugno, il commissario azzurro in Sicilia, Marcello Caruso, uomo di Schifani, prende le distanze dall'iniziativa di Inzerillo, che però conferma la sua attività. Uno scontro che si unisce alle polemiche per le troppe strade al buio, al flop del piano RAP per la raccolta dei rifiuti nelle feste e al principe degli scontri, quello sul regolamento comunale sulla Movida, ancora bloccato con il capogruppo di Fratelli d'Italia Milazzo, protagonista del salto sul tavolo della presidenza di qualche settimana fa, che non sembra intenzionato a far partire la discussione. Un regolamento che gli alleati ricordano importante anche alla luce di risse, scontri e omicidi proprio fra le strade della Movida. Il 2024 si annuncia di fuoco, almeno fino alle europee. A Catania, metropolitana avanti tutta. Il 2024 si apre con la consegna a marzo delle stazioni Fontana e Montepo. Traguardo fondamentale per avvicinare Catania a Mister Bianco e Paternò. Nel 2026 da Piazza Stesicoro si arriverà in aeroporto. Tonino De Mana. Tra il 2022 ed il 2023 si è seminato tanto. Ora per la metropolitana di Catania si avvicina il momento del raccolto. Tra 2 mesi la consegna delle stazioni di Fontana e Montepo, la ripresa degli scavi sotto via Castromarino e dulcis in fundo l'inizio dei lavori per l'opera forse più attesa, il collegamento tra Catania Stesicoro ed aeroporto. Una data che ci svela il direttore generale di FCE, Salvo Fiore. E quindi riteniamo che entro il 2026 dobbiamo completare i lavori. Ovviamente queste sono da cronoprogramma, speriamo di non trovare delle condizioni imprevedibili che rallentano le opere che purtroppo caratterizzano spesso gli appalti pubblici. Dopo il boom per il concertone di Capodanno, 7.000 persone hanno utilizzato la metro per raggiungere Piazza Duomo e di 5 milioni di utenti per il 2023 si accelera con la consegna di altre 2 fermate, Fontana e Montepo, come detto, propedeutiche per collegare su rotaia Mister Bianco e Paternò. Entrambi i progetti sono stati appaltati, siamo in fase di definizione del progetto esecutivo e riteniamo sostenibile ipotizzare che entro il primo trimestre del 2024 avvieremo i cantieri. Metropolitana sempre più gettonata tra i giovani.
La cosa più bella da questo punto di vista è che ci fa sempre orgoglio che sono i giovani catanesi che hanno scoperto la metropolitana. La metropolitana è piena di giovani studenti che utilizzano la metro per andare all'università, per spostarsi in centro, hanno capito che è un'alternativa valida al mezzo privato, ha le stesse frequenze nell'ora di punta della metropolitana e quindi riusciamo a dare un servizio che consente a servire con le stesse frequenze, quasi quelle della metro, anche una parte importante del territorio e poli strategici come l'università, il policlinico e il parcheggio scambio. Elemento imprescindibile è la piena integrazione tra FCE, AMTS e Trenitalia ed il binario intrapreso con il Comune di Catania, a differenza del passato, sembra quello giusto in nome di un'efficiente mobilità sostenibile. Trapani, un bimbo si lava i denti e rimane colpito da un'infezione a causa dell'inquinamento dell'acqua. Urge una soluzione immediata, ma non è ancora chiara la causa del fenomeno. Laura Spanò. Più che un mistero, quello dell'acqua inquinata a Trapani è un problema serio da risolvere subito, visto che a quanto sembra ne ha fatto le spese un bambino di 8 anni al quale è stata diagnosticata un'infezione da strafilococco dopo aver lavato i denti con l'acqua corrente che arrivava a casa. La famiglia del bambino abita in una delle 6 strade e una piazza interessate da un inquinamento di cui si sconosce la provenienza. Sono stati eseguiti numerosi controlli, ma ad oggi il problema persiste e la gente esasperata sta già pensando a come rivalersi dei disagi patiti. In particolare i genitori del bambino al quale è stata diagnosticata l'infezione, preoccupati, hanno fatto analizzare l'acqua che arrivava a casa dalla condotta comunale ed è stato accertato che il livello di Escherichia coli era superiore a quello massimo consentito per legge. Il risultato è stato poi riferito ai tecnici del comune. Praticamente l'Escherichia coli è uno dei 3 indicatori fecali utilizzati per verificare la potabilità o meno dell'acqua. Gli altri 2 sono i coliformi e gli enterococchi. Quando uno di questi indicatori è superiore al minimo consentito dalla legge, scatta la segnalazione al comune. A quel punto il sindaco emana l'ordinanza per vietare l'utilizzo dell'acqua per usi alimentari. Di ordinanza di non utilizzare l'acqua per uso alimentare ad oggi ne sono state emanate 2 dal comune di Trapani e riguardavano per l'appunto la zona della città nuova. Il problema dell'inquinamento comunque era venuto fuori a fine settembre, inizio ottobre, in via 20 settembre e in qualche altra strada limitrofa, tanto che l'associazione Codici, che si occupa dei diritti del cittadino, aveva segnalato il caso all'ASP e con diffida al comune. A sua volta anche l'ASP aveva diffidato il comune di Trapani a intervenire subito. Eseguita ad Agrigento l'autopsia disposta dalla procura sul corpo dell'anziana trovata cadavere nella sua abitazione nel centro storico della città. Sono intanto trapelate nuove indiscrezioni sulla morte della donna, ancora non del tutto chiarita. Il suo appartamento non sarebbe a soqquadro, però mancherebbero degli oggetti. Ecco perché si fa l'ipotesi di un delitto maturato nel corso di una rapina. La donna infatti ha una ferita alla testa e ora l'autopsia dovrà chiarire se è stata colpita da un oggetto contundente o se è caduta accidentalmente. Rivolte e violenze nelle carceri siciliane sempre più sovraffollate. Mentre l'età della popolazione carceraria continua ad abbassarsi, i sindacati si rivolgono al governo e al Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria per dotare gli agenti di tutti gli strumenti necessari per garantire l'incolumità del personale. Davide Sardo. Sono catanesi e siracusani i detenuti protagonisti dell'animata manifestazione di protesta insorta nel carcere pasquale di Lorenzo di Agrigento. Armati di bastoni e acqua bollente, una cinquantina di reclusi hanno minacciato chiunque tentasse di avvicinarsi. Per 9 di loro è scattato un nuovo arresto per vario titolo, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato ed anche sequestro di persona, contestato ad alcuni carcerati che avrebbero trattenuto in ostaggio un agente della penitenziaria. Tutti sono stati posti in isolamento in attesa del processo per direttissima e di un successivo trasferimento in un altro carcere. La rivolta, secondo i carcerati, sarebbe stata provocata dal malfunzionamento dei riscaldamenti e rimostranze su cibo, ora d'aria e trasferimento in altre strutture penitenziarie.
I disordini nel penitenziario di Agrigento si aggiungono a quelli avvenuti recentemente a Trapani, Augusta, Noto, San Cataldo e al minorile di Palermo, dove a Capodanno la rivolta è scoppiata a causa del poco spumante per brindare al nuovo anno. I continui episodi di violenza nelle carceri siciliane sono prontamente denunciati dai sindacati della Polizia Penitenziaria, che si rivolgono al governo Meloni e ai vertici del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per dotare gli agenti di tutti gli strumenti utili a garantire l'incolumità del personale. La popolazione carceraria è in progressivo aumento. A livello nazionale si sono superate le 60.000 presenze. In Sicilia i detenuti sono quasi 7.000, con l'età della popolazione carceraria che continua ad abbassarsi inesorabilmente. Catania, il suono delle zampogne, calze e tanti regali per i piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Catania. Oggi in corsia ad anticipare i festeggiamenti dell'Epifania è arrivato uno dei più giovani zampognari di Sicilia, Eva Spampinato. La gioia della musica della zampogna oggi ha allietato le corsie del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Catania. I piccoli pazienti hanno ricevuto in dono le calze della Befana confezionate dai volontari dell'associazione Hibiscus, che sostiene con impegno quotidiano i piccoli affetti da malattie oncoematologiche e i loro familiari, supportando sia le famiglie che risiedono vicino all'ospedale, sia quelle che necessitano di una struttura di appoggio che li possa agevolare. Questi bambini hanno bisogno un po' di allegria, che non sono nelle situazioni non facili, quindi è sempre meglio portare un po' di allegria fra di loro. Attilio Vagliasindi ha 10 anni ed è uno dei più giovani zampognari di Sicilia. A me piace di più riconoscere l'importanza di uno zampognaro e da quanto amore ci mette. E imparare canzoni sono stato autodidatta. Come costruzione me lo sono fatta così dal maestro Salvatore Tommasello. Cosa ti piace della zampogna? Il suono, ma anche anche come è fatta, le sue proprietà. Mi piacciono molto. Un bel messaggio, quello portato da questo ragazzino, che invita anche i più giovani a trovare la forza, il coraggio e la passione per sostenere chi è meno fortunato. I tagli agli istituti scolastici siciliani saranno 75 e non più 93. Ce ne saranno però altri 23 nel 2025. La provincia di Palermo perderà quest'anno 17 istituti, Trapani 8, Ragusa 6, Caltanissetta 5, Agrigento 7, Catania 14, Enna 3, Siracusa 8 e Messina 7. Questo annuncia la UIL e il risultato momentaneo del decreto mille proroghe. Il concerto di Capodanno alla Massimo Bellini di Catania ha regalato al pubblico un intervento inedito, una prima assoluta commissionata al compositore catanese Matteo Musumeci. Un grande successo e un tributo alla gioia molto apprezzato, come ci racconta lo stesso maestro, Eva Spampinato. Propria apertura gioiosa, quella che il compositore catanese Matteo Musumeci ha portato sul palco del Teatro Massimo Bellini di Catania come prima assoluta realizzata appositamente per la serata del tradizionale concerto di Capodanno. Aprire insomma con un proprio brano, con una propria composizione, il concerto di Capodanno nella propria città, nel proprio teatro, credo che sia la cosa più bella, il massimo, appunto, il massimo che si possa avere. In me e hanno creduto insomma di inserire anche un brano contemporaneo in un concerto che è canonicamente classico. Una scommessa riuscita, apprezzata molto anche dal pubblico. La mia idea è stata quella appunto di comporre questo brano senza grandi pretese, ma deve essere una musica, diciamo, divertente, semplice, che potesse arrivare subito, insomma, dritta al cuore per portare un po' di gioia e allegria, ecco. Infatti si chiama Joyful Overture. Compositore, pianista e regista d'opera, Matteo Musumeci è cresciuto sui palcoscenici di mezza Italia grazie al lavoro del papà, il mitico Tuccio Musumeci. A 16 anni scrive le prime musiche di scena per il Teatro Stabile di Catania, per dedicarsi successivamente alla composizione sinfonica e diventare quindi figura di spicco del panorama compositivo internazionale. E in giro per il mondo Matteo porta anche il suo amore per Sant'Agata. Nel 2005 mi trovavo ad Ostrava
e purtroppo non potevo scendere a Catania per Sant'Agata, perciò l'ho vista tramite voi, tramite la vostra in diretta streaming, e mi ricordo che piazzai il computer nel salone del teatro e invitai tutti gli artisti del teatro di Ostrava e tutti rimasero scioccati dalle feste di Sant'Agata. E la cosa bella è che l'anno dopo il direttore artistico, che ora siamo grandi amici, venne insieme a sua moglie a vedere le feste di Sant'Agata dal vivo. L'anno è incominciato alla grande, come proseguirà? Presto farò le musiche per uno spettacolo teatrale che debutterà al Teatro Brancati di Catania a febbraio, e poi il 4 aprile debutto con una nuova opera, L'Arlecchino, al Teatro Verdi di Trieste. Deliziosa la sinfonia di Musumeci al Massimo Bellini. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, ancora una trasferta vietata ai tifosi di Catania. È infatti inagibile il settore ospiti dello stadio del Crotone. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. È ufficiale, i tifosi del Catania non saranno presenti a Crotone per assistere alla sfida dell'uscita. Il settore ospiti dello stadio è inagibile. Intanto si lavora sempre sul mercato per portare in rosazzurro altri giocatori dopo Welbeck e Cicirelli. Marco Carli. Crotone e Catania senza i tifosi rossazzurri, notizia nell'area da tempo e ufficializzata dal sito della squadra calabrese in mattinata. A seguito delle disposizioni delle autorità competenti si legge non sarà possibile l'acquisto dei tagliandi per i residenti nella regione Sicilia e il settore ospiti rimarrà chiuso. La situazione è diversa rispetto a quella delle partite giocate dai calabresi in casa prima di Natale. Stesso problema, la chiusura del settore ospiti a causa dei jersey e le transenne per il vialetto d'accesso alla zona riservata ai supporter della squadra avversaria. Stessa soluzione, divieto di vendita. La differenza è che in questo caso non c'è problema di ordine pubblico, visti i rapporti buoni fra le tifoserie. E ora il mercato. In casa Catania definiti gli arrivi del centrocampista e cavallo di ritorno Welbeck e dell'attaccante esterno Cicirelli. Si lavora sulle cessioni, con tanti nomi che potrebbero lasciare la squadra rossazzurra. Ma c'è uno spartiacque importante, quello dell'andata della semifinale di Coppa Italia con il Rimini. Servono giocatori già pronti e non bisogna rinunciare a chi può dare una mano. E allora fra i nomi che interessano per la difesa c'è Scaglia del Como, ma anche Mantovani e Celli della Ternana. A centrocampo piace l'altro ex Rosaia. In attacco si punta a Costantino del Monterosi. Per quanto riguarda il Palermo, il nome per la difesa è sempre quello di Dickman. Quando Brescia e Spal avranno definito la situazione relativa al giocatore, i rosa potranno affondare il colpo. A centrocampo si cerca un under molto difficile. Portare in rosa l'attaccante del Frosinone è caso. Ci spostiamo a Messina, messaggio social per accogliere Marco Rosafio, attaccante che torna a vestire il giallo-rosso. In difesa a sinistra si punta sulla Vardera del Cosenza e si lavora per il centrale Marrong del Palermo. E noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.